In Campania non è anomalo solo l'autunno così caldo, per gli agricoltori veneti sono state anomale anche la primavera e l'estate di quest'anno, con troppe piogge primaverili per esempio, che hanno decimato la produzione di olive e del miele. Per gli agricoltori veneti il periodo difficile sta continuando nei campi e negli orti, effetto a quanto pare dei cambiamenti climatici, e a causa di questo caldo ottobre soffrono i produttori di radicchio. Un disastro si potrebbe definire, perché questo è il punto. Oggi per quanto riguarda i prodotti orticoli siamo a una grosse difficoltà per quanto riguarda la produzione. Oggi il radicchio ha una produzione che generalmente si fa in un mese, invece con queste temperature alte la produzione viene concentrata in una settimana. Quindi se noi pensiamo che su una settimana viene riportato tutta la produzione in un mese al mercato, il reddito degli agricoltori è sicuramente inferiore rispetto a un'annata normale. Il freddo della notte o del mattino presto non c'è ancora e rimane il caldo insieme alle cimici, che da tempo stanno compromettendo la qualità della frutta. Le alte temperature creano una metabolizzazione per quanto riguarda la cimice e quindi la persistenza di questo insetto molto nocivo per quanto riguarda l'agricoltura ancora nei nostri campi, ancora nelle nostre culture. Le speranze di un ritorno alle stagioni di una volta sembrano ormai ridottissime. Serve il freddo, ma servono le stagioni che oggi purtroppo non ci sono più. Ci sia la primavera, ci sia l'estate, ci sia l'autunno, ma ci sia anche l'inverno con le nostre temperature fredde che danno la possibilità di annientare e uccidere anche gli insetti dannosi per quanto riguarda l'agricoltura.